un territorio che funziona bene agevola la funzionalità degli ospedali, quindi non si può partire a parlare di sanità negli ospedali se prima il territorio non funziona bene, e qui noi stiamo cercando di far funzionare bene il territorio. Sul problema della sanità periferica degli ospedali il problema è vero e sicuramente conosciuto da tutti e ovviamente anche dal signor Presidente e dalla signora Assessore. Ho avuto la collaborazione dei colleghi delle altre aziende ospedaliere che mi hanno dato sempre la loro disponibilità di fronte a una fuoriuscita dilagante di personale legata al fatto che purtroppo i medici che si laureano sono sempre meno rispetto a quello che è il bisogno nel territorio, ed essendo meno il medico preferisce lavorare nella città, preferisce lavorare in strutture più ampie e quindi c'è questa grande migrazione. Stiamo cercando oggi con degli accordi con le aziende ospedaliere di tamponare e questa situazione di emergenza, ma si è tutti consapevoli che questa situazione di emergenza si potrà superare definitivamente con una rivisitazione della rete e decidere una volta per tutte questi ospedali di periferia cosa devono fare, perché non è sicuramente possibile che abbiamo 3 chirurgie a Bronte, a Biancavilla e a Paternò, non è possibile che si abbiano 3 ortopedie, cioè bisogna razionalizzare la spesa perché non si è più nelle condizioni di poter garantire in questa dimensione un'offerta di questo tipo.